Nel 1953 portò la tradizione di celebrare il fioretto di maggio e poi la messa della domenica e il catechismo per i ragazzi. Don Ettore Fuin fu il primo parroco di Santa Barbara a Mestre dal 1955 all'87, di certo non una persona famosa ma fondamentale per questa comunità, e ora il riconoscimento ufficiale con una via intitolata a lui, scomparso nel 2001. L'inaugurazione di via Don Ettore Fuin è un ricordo di una persona che ha fatto sì che si sia fondato una comunità e abbia portato avanti il senso di comunità. La zona è alla Gazzera tra via Mattuglia e via Perlan. Dopo alcuni interventi di urbanizzazione, infatti, si è creata un'area senza denominazione sulla quale si affacciano una sessantina di nuovi edifici. La richiesta di intitolare una via a Don Fuin è venuta dai residenti e l'assessorato ha accettato volentieri. Non sono intitolazioni a persone famose, ma sono intitolazioni a persone che restano nel cuore di chi ha potuto vivere con loro e condividere dei pezzi di vita con loro. Don Ettore è stata una persona che ha lasciato molto alla comunità di Santa Barbara. Nei primi mesi i fedeli sedevano su tavole da muratori messe sopra mattoni forati. Non c'era illuminazione, il locale venne abbellito con tappezzerie, 2 gigantografie della Madonna di Santa Barbara e un tabernacolo. Poi la comunità è cresciuta. Intitolare una via a qualcuno significa ricordare le persone importanti per quel territorio, a volte senza nomi roboanti, ma preziosi per chi in quelle vie ci vive tutti i giorni.